oggi il meriggio a Codroipo, in questo teatro fresco di vita, il giro nel Friuli Venezia Giulia, positivissimo, teatri pieni, testo particolarissimo. Devo dire che il pubblico è rimasto incantato da questo testo, è rimasto incantato a Tolmezzo, a Palmanova. Devo dire che l'impatto con questo personaggio anomalo nelle figure teatrali, perché Bartleby, lo scrivano, è un alieno che arriva, dice soltanto in tutto lo spettacolo, nei suoi dialoghi, soltanto una frase: avrei preferenza di no. Quindi suggerisce alla platea, fino alla fine che poi si commuove, soltanto una nota: tu spettatore sei stato capace nella tua vita di fare delle profonde scelte, e questo fa nascere tutti i fantasmini che ognuno di noi nasconde, perché lo spettacolo a questo porta. Sono Dimitri Frosali, il mio personaggio è l'avvocato. Siamo nella Wall Street americana, nel momento del grande boom. Questo è un ufficio dell'avvocato che sta funzionando benissimo, tutto è all'insegna della produttività, del successo, eccetera. Ecco, una figura come quella di Bartleby, molto simbolica direi, che rinuncia invece al successo, all'arrivare, diventa una metafora, ripeto, anche per oggi fortissima. Sono Lucia Socci, sono qui insieme a Marco Messeri, che è uno storico amico, socio, e ha seguito e segue con noi tutti gli spettacoli di compagnia. Interpreto il personaggio di Ginger, sono un'impiegata dell'ufficio. Ogni tanto, quando ho dei piccoli, come dire, sganciamenti fra personaggio Ginger e Lucia, ogni tanto io mi commuovo a vedere questa creatura all'interno di questo spazio e nel vederlo così vessato da un mondo proprio cieco, sordo. Sono Andrea Costagli e in questo spettacolo interpreto il ruolo di Nippers. Come dice il nome, facendo una traduzione letterale, significa pinze, tanaglie, Nippers, e quindi questo la dice lunga. È un personaggio iroso, è un personaggio incontentabile, non gli va bene niente. I personaggi secondo me assomigliano molto a Bartleby. L'unica differenza forse che li contraddistingue è che loro non si rendono conto della loro diversità. Sono Giuliana Colzi, nello spettacolo Bartleby faccio Rita, la donna delle pulizie, seguo tutta la storia, sono quella che ramazza tutta la scena per 1 ora e 20 in tutte le maniere, per lungo e per largo. Sono Massimo Salvianti e il mio personaggio è quello di Tarchi. Ognuno di noi ha una sua psicologia, ma tutte le psicologie sono abbastanza ostili a questo strano essere che è capitato come un UFO nell'ufficio. Nessuno capisce realmente chi è il nostro Bartleby. L'impatto con la cosiddetta provincia che abbiamo fatto, abbiamo girato, sono stati dei begli incontri. I giovani, io ne ho visti tanti in questi nostri debutti nel Friuli di giovani, quindi sono attivati in questo momento, probabilmente attirati anche da un testo scritto 100 anni fa che sembra scritto oggi, stamani, talmente la nota, la tematica, lo svolgimento dello spettacolo, del tema è molto molto vicino a noi, soprattutto in questo momento purtroppo così drammatico, ma Bartleby lo scrivano è comunque un punto di riferimento. Se qualcuno di voi non ha visto lo spettacolo, bene, andate in libreria, cercate questo racconto, è un piccolo racconto di Herman Melville che scrisse 2 anni dopo il famoso Moby Dick. Leggetelo e vi innamorerete. È un racconto che vi colpirà, perché in questo momento abbiamo bisogno di una spinta mentale a chiederci perché, a farci qualche domanda in più, a liberarci dal conformismo. Questo è il senso di Bartleby lo scrivano, anche e non solo
nel Friuli Venezia Giulia. Scatta lo spettacolo. A presto e buona vita!